Buona serata a tutti dal Palasport di Carbonia per questa giornata davvero strepitosa, una giornata che vede protagonista la Dinamo Sassari che affronta la formazione vice campione d'Europa del Fenerbahce, una partita davvero molto importante, interessante. Torna dopo 3 anni qui la formazione sassarese, dopo che era stata campione d'Italia, aveva visto questo Palasport pieno, stracolmo, con 1800 spettatori festanti proprio della formazione sassarese, che allora giocò una partita contro il Galatasaray, l'altra formazione turca, e in quell'occasione la Dinamo uscì sconfitta di un punto qui a Carbonia. Quest'oggi in preparazione del campionato torna e giocherà questa partita contro una formazione strepitosa. Insomma, non ci sarà Datome, che è un giocatore fantastico, il sardo olbiese, appunto, che veste la maglia della squadra del Fenerbahce, quest'oggi impegnato con la nazionale, per cui seguiremo certamente la Dinamo Sassari, che tra l'altro ha giocato 5 partite, se non ricordo male, in preparazione del prossimo campionato targato 2018-2019. Ebbene, la Dinamo Sassari ha vinto 5 partite, sta giocando davvero molto bene. Siamo in fase di preparazione, ovviamente ieri ho parlato anche con il presidente della squadra del Banco Sardegna Sassari, mi ha detto bisogna stare con i piedi per terra, bisogna come sempre giocare con grande umiltà per affrontare questa prossima stagione. Fra pochi minuti saremo qui nuovamente in diretta dal Palasport, nel frattempo diamo la linea alla regia. Sul 73-69 in questo ultimo quarto siamo nelle ultime battute qui al Palasport di Carbonia, questa partita molto interessante tra la Dinamo Sassari, che sta conducendo un po' per tutta la partita contro i campioni della Turchia, da una squadra davvero molto blasonata. Gran bella partita, la Dinamo Sassari tranne i primi minuti iniziali è sempre stata in vantaggio. Vedremo come andrà a finire, comunque una prestazione davvero superlativa da parte della squadra allenata da coach Esposito. Dalla parte opposta anche Obradovic, che è un tecnico davvero molto preparato nel campo cestistico, sta cercando di portare i suoi nel tentativo di recuperare la gara. Grazie, linea che può tornare alla regia più tardi.
me. You tell me that you love me, but something in me says this ain't no good. You tell me that you love me. You tell me that you love me. Together, my love. Together, my love. Together, my love for you. Together, my love. Together, my love. Together, my love for
in compagnia di Bruno Perra al termine di questo secondo trofeo città di Carbonia. È stata una partita molto spettacolare con la formazione vice campione d'Europa che ha giocato una grande partita, ma la Dinamo quest'oggi era davvero imbattibile. Non è stata sicuramente una bellissima partita, la squadra, avete visto, volevano vincere tutte le due squadre, la Dinamo ha giocato meglio e ha vinto la partita, però è stato bello perché c'è stata tanta gente, il pubblico ha potuto assistere veramente a un bello spettacolo. Insomma, da presidente della federazione basket c'è stato il torneo anche a Cagliari, un quadrangolare vinto tra l'altro proprio dalla Dinamo che ha battuto anche l'Olimpia Milano. Insomma, mi pare che quest'anno, anche se il presidente Sarda dice che bisogna stare coi piedi per terra, la squadra di Sassari c'è. Giustamente bisogna stare sempre con i piedi per terra e essere umili, però sta dimostrando questa squadra di essere una buona squadra e fa ben sperare per l'inizio del campionato. Ecco Bruno Perra, com'è la situazione del basket sardo? A parte chiaramente il pianeta Dinamo, ma adesso c'è anche la seconda formazione cagliaritana, insomma dopo tanti anni abbiamo rivisto una squadra a Cagliari, si è anche riempito il palazzetto dello sport, vedi sempre molto bene insomma il basket in Sardegna? Io credo proprio di sì, credo che stiamo crescendo in molti centri, anche dove prima la pallacanestro non c'era, ci sono molti appassionati che ormai stanno praticando questo sport anche nei piccoli paesi. I numeri aumentano, c'è grande veramente entusiasmo attorno al movimento del basket. Certo, magari Cagliari eravamo abituati tanti anni fa con il grande Brill, ma dico sempre io, sì è un bel ricordo, ma quello ormai sono tempi passati, no? Sicuramente sì, adesso bisogna guardare il presente è la Dinamo Academy, che è una squadra che l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato, quest'anno si ripropone più o meno con lo stesso roster, cambiando gli americani e speriamo che faccia bene anche quest'anno e sicuramente se fa bene cresce anche la città di Cagliari come movimento, ma soprattutto tutto quello che c'è attorno, la città metropolitana di Cagliari può usufruire di queste performance di questa squadra. Bene, grazie al presidente della Federazione Basket. Grazie a voi e grazie a Carbonia per l'ospitalità e all'amministrazione che sicuramente ha condiviso questa nostra idea di portare qui un trofeo e ci auguriamo di poterlo ospitare e rifare l'anno prossimo. Grazie Presidente. In compagnia del capitano della formazione sassarese Jack De Vecchi, tu hai un bagaglio di esperienza davvero non indifferente, lo hai detto anche ieri in conferenza stampa, insomma speriamo che Carbonia ci accolga bene, mi pare che questi 1200 spettatori si siano divertiti grazie alla vostra grande partita, avete battuto, ricordiamolo, i vice campioni d'Europa, certo è una partita di preparazione, però mi pare sia di buon auspicio, no? Non so se sei d'accordo. Ma assolutamente sì, è un test importante per noi, insomma sono partite di precampionato che lasciano un po' il tempo che trovano, però hanno lanciato segnali positivi, questa è la cosa importante, in una cornice così è stato a maggior ragione, ha dato più valore a questa partita, a questa vittoria, quindi siamo contenti, ringraziamo Carbonia per l'ospitalità e per l'organizzazione. Ecco Jack, in previsione del campionato state vincendo una serie numerosa di partite, certo quelle del campionato saranno ben diverse, però mi pare che state partendo col piede giusto, anche se il presidente ieri mi ha detto che bisogna sempre rimanere coi piedi per terra. Sì, bisogna rimanere coi piedi per terra, come ho detto prima, le partite in precampionato bisogna guardarle ma non troppo, insomma poi quando si farà sul serio sarà tutta un'altra musica, certo che danno fiducia, danno confidenza, riusciamo a fare gruppo, quindi questo è importante, speriamo di cominciare col piede giusto il campionato. Bene, grazie Jack e in bocca al lupo per il campionato. Grazie Creepy Lupo, ciao. Ciao. Compagnia del coach Esposito della Dinamo Sassari, qui Carbone, un altro passaggio importante per la sua squadra che sta disputando un ottimo precampionato. Sì, appunto si tratta di precampionato, però è importante il tipo di mentalità e atteggiamento che è stato sempre positivo anche contro squadre di fascia molto alta, quindi c'è da essere molto contenti. Continuiamo a lavorare aspettando poi tra poco più di 2 settimane anche l'inizio del campionato della Coppa. Ecco, ho parlato ieri anche col presidente Sarda, mi ha detto sì, siamo una bella squadra, però manteniamo sempre i piedi per terra. Sì, è quello che ho detto anche io, si tratta di precampionato, noi andiamo avanti per la nostra strada, poi a maggio 2019 si tireranno le somme per vedere dove siamo arrivati. Ecco, questa formazione vice campione d'Europa come l'ha vista quest'oggi, il Fenerbahce? Ma è ovvio che mancavano dei giocatori importanti, però è una squadra
che gioca un sistema di gioco, un'intensità di altissimo livello, per cui il tipo di risposte che ho avuto dai miei ragazzi è importante. C'è ancora tanto da migliorare, però le vittorie sicuramente aiutano a lavorare con positività in palestra, quindi prendiamo anche questa vittoria per tornare in palestra e lavorare ancora più forte. Ultima domanda, come vede questo Palazzo dello Sport qui a Carboni? Ma è una struttura molto molto bella, adesso non ho avuto il modo di conoscere la città, però sicuramente è una struttura molto bella, c'era abbastanza gente questa sera, quindi siamo felici di aver portato un bello spettacolo, di aver anche vinto e nulla, ci ritroviamo l'anno prossimo magari. Grazie coach, in bocca al lupo per la stagione. Grazie. See me again.